Ottava e conclusiva corsa. Un miglio riservato alle A, i femmine di 4 anni. 1 Akira Piz, Maurizio Cheli, 2 Iron BLG, Simone Mollo, 2 Alice Sprint, Marcello Di Nicola, 4 Ariel GSO, Adrian Gioni, 5 Arancia Jet, Roberto Andreghetti, 6 Antartide IVS, Andrea Vitagliano, in seconda fila 7 Anna Bell, Alessandro Gocciadoro, 8 Albiol Filmon, Giorgio D'Alessandro, 9 Ardimentosa Luis, Crescenzo Maione, 10 Chocolat Show, Andrea Farolfi. Stacco della macchina con Arancia Jet protesa lato di Iron BLG, l'errore di Ariel GSO 4, che crea impaccio a Chocolat Show sotto profilo tattico. Arancia Jet in vantaggio nei confronti della condiscendente Iron BLG, l'errore anche di Antartide DVS. In pratica tutte infine indiane, è rimasta fuori solo Alice Sprint ZS. Lancio in 14,7 per Arancia Jet, muove dalla quarta posizione alla corda Annabelle, che si presenta su Arancia Jet, a quale è costretta a replicare sul breve. I 400 in 30, arriva la curva, Arancia Jet rientra a Annabelle che è costretta all'esterno. Lungo i birilli, Iron BLG precede Akira Piz. I 600 sullo slancio in 45, 15-1 la piegata di sinistra davanti alle tribune. Arancia Jet e Annabelle in coppia avanti a Iron BLG. Fatica Alice Sprint ZS, sbaglia così come aveva fatto in sgambatura Ardimentosa Luis. Per le vie brevi c'è Albiol Filmonti, il giro di corsa in 1 minuto, con in vantaggio sempre Arancia Jet nei confronti di Annabelle. Chilometro nell'ordine del 15 appena abbondante, accenna a venire via dal fondo Chocolat Show, quando si è a metà della dirittura opposta. Arancia Jet in vantaggio nei confronti di Iron BLG alla corda. Annabelle che sembra aver speso il meglio, poi Chocolat Show a lato di Akira Piz. 14,5 a dritta in là, 1,29,6, 1.200, l'errore di Annabelle con Arancia Jet che è in vantaggio nei confronti di Iron BLG. Poi Chocolat Show, la retta d'arrivo con Iron BLG che si affaccia a lato di Arancia Jet. Iron BLG che rimonta palmo a palmo. Arancia Jet, Iron BLG che nel finale passa di giustezza e chiude nei confronti di Arancia Jet. Al terzo a distanza Chocolat Show, 1,59,5 il totale, 1,14,8 la media al chilometro. Il successo di Iron BLG, Simone Mollo, il successo da programma di Andrea De Muru. Numero 2 sul tabellone al primo posto. Andiamo a rivedere le immagini degli ultimi metri di corsa con all'esterno Iron BLG, che dovrebbe essere riuscito a guadagnare qualcosa nei confronti di Arancia Jet. Ci sarà fotografia dal nostro punto di osservazione. Iron BLG è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Arancia Jet. Al terzo Chocolat Show. Tenete i biglietti in attesa del verdetto del giudice d'arrivo. 2,5,10, secondo cronista.